Ricordate quando l'altro giorno dicevamo in un paese normale la gestione dei migranti si fa con decisioni, con declinazione nel pratico di tante buone intenzioni? Bene, allora a Treviso, dato di questa mattina, ci sono 134 positivi alla caserma Serena. I numeri in questo momento stanno un po' sballando, sembra 129 positivi o 134, molti tra i migranti, ma ci sono anche 22 operatori che in questa ex caserma Serena lavorano. Quindi in questo momento sui 315 tamponi effettuati, 130 di fatto fino a questo momento sono positivi, e stiamo parlando di una ex caserma dove da anni sono accolti, all'interno della quale da anni sono accolti i migranti, e rischia di essere una bomba di contagio, come voi immaginate, che fino a questo momento è stata arginata. Immaginiamo che queste persone inevitabilmente non è che potranno più circolare da questo momento, ma è esattamente il problema che ponevamo l'altro giorno. È normale che da Porto Empedocle, se stanno 520 persone dove ce ne possono stare 100 appena, cerchino di scappare in tutte le maniere. Questa gestione va fatta immediatamente con tamponi rapidi, tutti i test quelli possibili, immaginabili, per riuscire a sapere subito le condizioni di queste persone che arrivano nel nostro paese, se, come da decisioni del governo, dovranno continuare ad arrivare. Piccolo inciso, Rotta Balcanica e Nova Facility. La Nova Facility, che è l'associazione, diciamo l'azienda che gestisce questi migranti all'ex caserma di Treviso, 130 persone positive, ve lo ricordo ancora una volta stamattina, è la stessa che ha vinto il bando a Lampedusa. Cioè in questo momento la Nova Facility, tra le altre, ha l'ex caserma di Treviso, l'ex Serena, dove ci sono 130 positivi, e gestisce gli arrivi continui anche con i barchini a Lampedusa. Secondo aspetto, molti di questi migranti adesso vengono ridistribuiti anche da Lampedusa, ma molti di questi migranti che sono a Treviso arrivano dalla rotta balcanica, perché sappiamo che passano a Trieste, Gorizia e non solo, e arrivano appunto anche in Veneto, e questo è un dato che abbiamo sottolineato più volte nelle scorse settimane. Alcuni si fermano a Udine, altri vanno avanti e raggiungono il Veneto. È un problema che va arginato immediatamente per la sicurezza di queste persone e perché non riesplodano quei cluster. Oggi abbiamo un cluster enorme in Veneto, a Treviso in particolar modo, e non succedeva da settimane e settimane.